Buonasera telespettatori di Antenna 3, benvenuti a 20:10, il quotidiano approfondimento dei temi e delle notizie. Questa sera parleremo di turismo, di opportunità per il territorio, in particolare con riferimento a Treviso. Un saluto quindi agli ospiti che sono qui con noi questa sera, l'assessore Paolo Camolei alla crescita e allo sviluppo del Comune di Treviso. Buonasera assessore. Buonasera, e Federico Capraro, vicepresidente della Confcommercio di Treviso. Buonasera Marta, e grazie, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato l'invito. Allora, turismo, l'eredità delle grandi mostre è il titolo di questa sera, perché con il 1° maggio si chiude al Museo di Santa Caterina la mostra sull'impressionismo, che innegabilmente ha lasciato un'eredità molto importante in termini di presenze, di rilancio turistico della città di Treviso, ma non solo, anche dell'intera provincia. Che cosa si può fare quindi perché con la fine delle mostre, delle grandi mostre, questa eredità venga portata avanti? Assessore. Beh, diciamo che è la fine di una delle grandi mostre, perché ne abbiamo avuto prima e ne continueremo ad avere anche dopo. Sicuramente Marco Guidini è uno degli interpreti più prestigiosi a livello nazionale, quindi la mostra che stiamo per chiudere ha toccato dei picchi veramente importanti, cioè siamo oltre le 300.000 presenze e arriveremo probabilmente anche, poi Marco avrà i numeri più precisi, ma intorno alle 330-335.000 presenze, un numero importantissimo. Però anche prima avevamo avuto delle mostre già importanti con altri soggetti rappresentativi. Non ci fermiamo qui, la volontà del sindaco Manido, ma di tutta l'amministrazione, è quella di continuare in questo percorso che sta dando dei risultati, come giustamente detto, non solo a livello della nostra città, ma proprio a livello territoriale estremamente importanti. I dati, poi il Presidente ce ne darà sicuramente qualcuno sul turismo ben più dettagliati dei miei, però sono sicuramente entusiasmanti e di ottimo auspicio anche per il futuro. Adesso ci rallentiamo, diciamo che non ci fermiamo, in quanto ci avviciniamo a un altro momento importantissimo per il nostro territorio, per Treviso in particolare, che avremo qui a maggio, che è la grande adunata degli alpini. Poi ci sarà l'estate e poi ci sarà tutta una serie di novità che stiamo perfezionando, ma che continueranno a portarci su questa linea, quindi grossi investimenti sulla cultura, grossi investimenti sul turismo. Ecco, i dati, no, si diceva, questi eventi organizzati per la città di Treviso comunque fanno che il capoluogo diventi capofila un po' di tutto un progetto di traino per quanto riguarda appunto il turismo, ma anche il commercio che viene ad interessare tutta la provincia di Treviso. Com'è andata in questi mesi? È stato un grande successo, perché siamo di fronte ad un grande evento e quindi lì c'è una caratteristica importante, parlando di continuità credo che sia proprio questa da tenere sempre in considerazione, perché di fronte a un grande evento abbiamo presenza di visitatori ma anche presenza di turisti. I turisti, coloro che pernottano, sono coloro che creano ovviamente un indotto maggiore, ma soprattutto coinvolgono anche settori diversi e una realtà territoriale più estesa. Inoltre il turista investe del tempo, che è la vera ricchezza. Investendo del tempo ci dà la possibilità di far vedere di più, di farci scoprire di più, di far vedere le eccellenze del territorio, che sono quelle che permettono di farlo innamorare del territorio, ma soprattutto per quanto riguarda i nostri centri storici, farlo ritornare. Quindi su quest'ottica credo che si debba continuare investendo appunto in eventi più che in manifestazioni, proprio perché abbiamo maggiormente la possibilità di farci conoscere e farci scoprire gli scorci di Treviso, le eccellenze del territorio, dei prodotti tipici, di tutto ciò che sta attorno. Non ci creano grosse difficoltà in questo senso. Abbiamo bisogno delle opportunità per farci scoprire e farli tornare. Ecco, l'enogastronomia gioca un ruolo anche molto importante in questo senso, pensiamo a tutta la fascia collinare, al prosecco e via dicendo. Assolutamente, perché ci sono delle realtà che sono delle piccole miniere in termini paesaggistici, ma anche in termini di produzione, e sono a portata di mano per coloro che vengono attirati da un grande evento, ma che non vengono solo per quello, vengono per scoprire tutto ciò che sta attorno.
in occasione delle mostre, della mostra di Treviso in particolare, ha lavorato al centro storico di Conegliano, di Asolo, di Castelfranco. Il turista non si ferma all'interno dei confini di un comune, va alla scoperta di quello che c'è attorno. Il Prosecco è un grande traino e sicuramente anche le colline hanno beneficiato di questo grande evento. Ecco, Assessore, il turista non si ferma all'interno ovviamente di quelli che sono i confini del comune. In questo senso quindi è molto importante lavorare in sinergia con tutto il territorio. Non dimentichiamo che poi non è solo la Marca, ma magari il turista che viene a Venezia, poi da Venezia è attirato magari a Treviso piuttosto che per l'enogastronomia appunto sulle colline del Prosecco. L'importanza di fare rete quindi. Assolutamente sì, ci abbiamo creduto sin dall'inizio e continuiamo a crederci proprio con il Presidente Capraro. Stiamo portando avanti a livello provinciale un OGD che è proprio interprete di un turismo diffuso. Il Presidente lo sa, abbiamo qualche piccolo problema perché ogni tanto qualcuno dall'esterno cerca di metterci dei cappelli politici. Buon Gentilini in questi giorni è stato piuttosto puntuale su alcune sfumature partitiche. Io mi auguro che con il Presidente mi sembra abbastanza in sintonia, che dal turismo e dagli interessi del territorio la politica ne rimanga fuori e che la vera natura sia proprio quella di sostegno all'economia, di sostegno al territorio e di diffusione di un messaggio di bellezza e di opportunità che il nostro territorio ha. Treviso ci crede, c'è sempre stata disponibilità e siamo sempre stati pronti a intervenire. Crediamo assolutamente che la rete sia la cosa migliore, ma l'abbiamo dimostrato anche all'interno del centro storico di Treviso. Se oggi la città è diventata più attraente, più piacevole, più gradevole, ormai ci sono tantissimi turisti, ma c'è anche tante persone del circondario che vengono regolarmente a Treviso, e perché siamo riusciti a creare rete con i commercianti, con le persone che ci vivono, con le strutture che supportano un'immagine, una bellezza che Treviso già naturalmente ha di suo. Ecco, in questo senso, diciamo, a questo punto, diciamo, in questo momento che vede appunto concludersi questa mostra, ma la speranza naturalmente, dicevamo, che eventi e manifestazioni continuino in modo da mantenere questo trend. Capraro, quali sono le richieste delle categorie che lei rappresenta, che insomma rappresentano il variegato mondo del commercio e del turismo, degli albergatori, alle amministrazioni comunali e a chi può fare qualcosa per governare questi fenomeni? Le richieste sono poche e chiare. Ci sono degli strumenti, penso all'imposta di soggiorno, che è uno strumento che permette alle amministrazioni di investire direttamente sul turismo. È una sorta di goccia perché giornalmente, noi la contiamo trimestralmente, ci sono questi proventi a disposizione di un ambito che è quello del turismo per lo sviluppo e la promozione. Richiamando il ragionamento di prima sugli eventi, credo che questo sia indispensabile. Il coordinamento anche di questi investimenti sul territorio, nella logica che diceva l'assessore prima, e per quanto riguarda il nostro comparto è chiaro che la richiesta è quella della continuità, cioè gli eventi spot richiedono un grosso dispendio di energia. La continuità di questi eventi, anche andando a seguire dei filoni, tematizzare i contesti, tematizzare le città, fare anche delle scelte a volte importanti ma di caratterizzazione, aiuta a sviluppare un certo tipo di percorso, aiuta ad avere la continuità e aiuta anche a recuperare gli investimenti che per i primi eventi sono chiaramente molto più ingenti, ma che possono essere recuperati negli appuntamenti successivi. È chiaro che oggi dare un arrivederci a coloro che sono venuti, aspettandoli al prossimo appuntamento o rinviandoli ad altri appuntamenti nel territorio, aiuta e permette di mettere in rete. Quindi coordinamento, continuità e soprattutto un corretto impiego dei proventi dell'imposta di soggiorno.
Ecco, Assessore, in questo senso il Comune che cosa sta facendo? Beh, diciamo che sono perfettamente in linea con quanto detto dal Presidente. Sicuramente il Comune gli investimenti li sta facendo e li sta dimostrando proprio operativamente, gli investimenti non solo con la tassa di soggiorno, che comunque è uno degli strumenti in cui ci affidiamo e con la quale prestiamo particolare attenzione, ma penso alla stessa ampliamento di Santa Caterina, penso al Bailo, penso alle piazze, penso a quelle che sono anche le strutture di supporto anche a livello viatico. Oggi tra poco partiremo con un grosso investimento sulle asfaltature, sulle aperture delle strade. Il ragionamento anche del quarto lotto delle tangenziali ci porta a una visione di una Treviso più aperta ai confini esterni, quindi è tutto un lavoro di squadra che stiamo cercando di fare. La tassa di soggiorno è un investimento importantissimo, è una risorsa importantissima per gli investimenti e li stiamo mettendo a disposizione di tutta una serie di strutture che non sono solo la grande mostra nella quale oggettivamente non possiamo non fare affidamento per 1000 motivi, ma anzi, come vi dico, negli investimenti ci abbiamo creduto in primis proprio su Santa Caterina. Però stiamo investendo parecchio anche su eventi che apparentemente sono minori, ma penso a Carta Carbone, penso a Treviso Comic Book Festival e penso anche ai vari eventi che comunque ormai quotidianamente noi stiamo portando nelle piazze, che diventano forma di attrattività magari non a lungo raggio, perché a lungo raggio si lavora sul grande evento e sulle strategie generali del territorio, ma magari sul piccolo raggio. Al termine di questa trasmissione correrò in Piazza Rinaldi, dove in questo momento si sta svolgendo un weekend dedicato al jazz. Piazza Rinaldi questa sera è teatro anche di una bellissima cena al lume di candela con un quartetto di fama internazionale. Anche questo è un modo di portare e di avvicinare le persone del territorio alla città. Saranno 2 giorni importantissimi, voi sapete che domani è la giornata mondiale del jazz, quindi domani sera ci sarà un altro evento al comunale molto importante dedicato al jazz, ma nelle piazze e nelle strade abbiamo anche lì voluto diversificare e unire il grande evento all'interno di un bellissimo teatro come il comunale con tantissimi eventi importanti, perché comunque gli interpreti sono assolutamente dei musicisti di fama nazionale e alcuni anche internazionali, alla portata di tutti, in modo di poter vivere, l'abbiamo chiamato proprio street and food jazz, perché unisce l'enogastronomia, che è una nostra caratteristica, e a Treviso abbiamo degli interpreti fantastici, ma anche con la vita quotidiana e la disponibilità per la maggior parte delle persone. Camminare per Treviso in questi 2 giorni vuol dire portarci a casa una nota di piacevole gusto, ecco. Ecco, quindi un invito sicuramente che interesserà tutti gli appassionati di musica, in particolare di jazz. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. – 20:10, rieccoci in diretta, stiamo parlando di turismo e di opportunità per il territorio, con particolare riferimento alla città di Treviso e alla sua provincia. Assessore Camolei, prima della pubblicità stavamo parlando del jazz, ma anche degli investimenti importanti che sono stati fatti per il Museo di Santa Caterina. Terminata la mostra degli impressionisti, partiranno degli ulteriori lavori, quelli che hanno impedito, diciamo in un certo senso, che venisse fatta la seconda mostra da parte di Marco Goldin in autunno, che si svolgerà invece a Vicenza. Che cosa accadrà a Santa Caterina? Ma diciamo che c'è un'ala estremamente importante di Santa Caterina, sia per il posizionamento che per le dimensioni, che purtroppo non è stata diciamo così risistemata, non abbiamo avuto l'opportunità e la possibilità anche economica, perché gli investimenti saranno notevoli anche in questa seconda tranche. Per il rifacimento della sala ipogea. Esatto, in modo particolare la sala ipogea e la manica lunga che l'accompagna. Quindi sarà un investimento che porterà alla chiusura di un lavoro che era appunto iniziato con la prima parte e che riporterà tutta Santa Caterina a diventare un museo di fama e di possibilità di ospitare opere internazionali e mondiali. Marco ha fatto la sua scelta per questo periodo, però noi contiamo già
all'inizio del 2018 di avere nuovamente una grandissima mostra qui a Treviso, quindi non sono in grado ancora di dirvi chi, come, quando e perché chiaramente sono in corso tutta una serie di lavori di preparazione e di accordi, ma l'idea dell'amministrazione è quella di continuare in questo filone, di conseguenza investimenti a breve, già programmati e già studiati, e per poter arrivare, io mi auguro già per fine anno, alla chiusura dei lavori e poter immaginare già nella primavera del 2018 un'altra grande mostra. Chiunque poi sarà il curatore, quello è un problema relativo in questo momento. L'importante è che, come si parlava prima, ci sia un progetto di continuità. Tenete presente che fra poco, in una logica di continuità di investimenti, noi insieme con il Demanio, che ne è poi il proprietario o quantomeno gestore, apriremo la grande mostra sui manifesti del SAICE, che anche questo è stato considerato un patrimonio del Comune di Treviso per tanti anni, che è stato sconosciuto ai più praticamente, certo, per così tanti anni. È stato perso come titolarietà e non è mai stato valorizzato per la gente, per la città. Questa volta siamo riusciti a trovare questo accordo, abbiamo anche lì restaurato degli spazi appositi e penso entro il mese di maggio ci sarà l'inaugurazione vera e propria di una parte, perché voi sapete che i manifesti SAICE sono un numero talmente vasto che saremo in difficoltà ad esporli tutti, però anche questo sarà uno strumento accattivante, in quanto a temi verranno esposti alla città. Tenete presente che uno dei motivi dell'accordo che è stato fatto con l'Ermitage era stato fatto proprio con un interesse da parte loro per la storia del design, che ha sicuramente contraddistinto il nostro territorio, ma anche dell'innovazione dei messaggi di marketing. Erano particolarmente interessanti a SAICE, che è stato proprio, diciamo, uno dei primi con collezionisti, diciamo, uno certo, dei precursori collezionismo di quello che adesso viene chiamato marketing. Una volta veniva chiamati facciamo il manifesto pubblicitario, che così facciamo conoscere il nostro prodotto. Quindi anche in questa logica Treviso, nei rapporti anche internazionali, sta cercando delle nuove aperture di confronto e delle nuove aperture di opportunità per poter incidere sempre di più nella cultura, ma soprattutto, oltre che nella cultura, proprio nel modo di fare il sistema per attirare il turista, per fare un'offerta completamente nuova, perché poi il turista è fonte, come si diceva giustamente prima, anche di commercio, anche di sviluppo della città sotto mille altri aspetti. È chiaro, perché è uno dei principali volani dell'economia della nostra regione, tra l'altro insomma una bella fetta del PIL della regione Veneto viene proprio dal turismo e tutto l'indotto che il turismo riesce a generare. Un'opportunità, quindi è una necessità di fare rete. Insomma, abbiamo sentito il Comune sta avviando tutte queste iniziative, abbiamo sentito le richieste che vengono dal mondo degli operatori del commercio, economici e commerciali, però oltre alle richieste ci sono anche degli impegni, no? da parte vostra. Spesso si dice, insomma, che chiedete tanto, ma magari poi nel momento topico ci si trova con delle difficoltà, tipo i ristoranti chiusi, la polemica sui ristoranti chiusi a Santo Stefano, piuttosto che i prezzi degli alberghi lievitati in occasione della Dunata degli Alpini. Capraro. Ma allora, diciamo che Confcommercio Treviso anche in questa occasione ha presentato un format di collaborazione, di attività collaterali, di co-marketing molto importante, un circuito di negozi di pubblici esercizi vestiti da mostra, che davano informazioni, davano accoglienza e davano anche opportunità e sconti a coloro che entravano in mostra. Abbiamo siglato degli accordi contrattuali di secondo livello per favorire, in un momento come adesso si presenterà quello degli Alpini particolare, in cui bisogna gestire un servizio legato all'evento con una flessibilità che oggi è necessaria e che siamo riusciti a mettere a disposizione esattamente per coloro che sono chiamati in quei giorni o in quei picchi a dare servizio a un numero di ospiti, di clienti superiore alla norma.
una serie di iniziative, dicevo, di co-marketing e di collaborazione che hanno avuto successo, che erano già state attuate, che verranno replicate anche per i prossimi appuntamenti, all'interno del quale, se ragioniamo sui grandi numeri, si parlava di 330.000 visitatori, si parla di oltre 400.000 prossimi presenze per gli alpini. Sui grandi numeri non dubito che ci possa essere stato anche qualche disservizio. Ovviamente fa molto più clamore discutere su un caso piuttosto che ragionare, e pensiamo che una città dalle dimensioni di Treviso e con delle caratteristiche di Treviso, che è capoluogo ma è tra i piccoli capoluoghi, riesce invece con un'offerta commerciale e turistica sicuramente adeguata a dare servizi a numeri così importanti, per cui cureremo anche i particolari, ma diciamo che è stato un successo anche da questo punto di vista. Ecco, c'è stato quindi quel cambio di mentalità che da più parti si richiedeva, no? A tutto il mondo anche del commercio, di fare quel saltino in avanti, di passare dalla piccola mentalità di commercio entro le mura ad una dimensione diversa. Il commercio è chiamato a rispondere all'esigenza del mercato. Diciamo che oggi, oltre a questo, si vede l'opportunità. Ripeto, non si pensa solo ed esclusivamente alla vendita fine a se stessa, ma alla possibilità di promuovere anche tutto quello che è stato. E come dicevo, accoglie l'opportunità di mettersi per un attimo in mostra, far vedere tutto ciò che c'è e creare l'occasione perché questi ospiti e questi clienti tornino. Questo è la vera chiave che oggi è giustamente condivisa dai nostri operatori e che vivono in questo modo questi grandi appuntamenti. Quindi pensare all'oggi ma alla prospettiva del domani. Questi sono tutti i soggetti che devono tornare a casa con un grande messaggio per iniziare quel passaparola virtuoso e virale che porterà altra gente poi ad andare a scoprire cosa c'è di così bello a Treviso nella sua provincia. Ecco, Assessore, lei è stato uno dei primi a sottolineare proprio questa necessità su Treviso di questo cambio di marcia, anche, no? Di questo allargare un po' l'orizzonte da parte di tutte le categorie. Certo, assolutamente, sono stato uno dei primi, ma proprio perché forse anche per cultura, per esperienza, visto che vengo proprio dal mondo del commercio, dal mondo del rapporto con le persone. Devo dire che inizialmente non è stato semplice. Treviso viveva, e per certi aspetti vive ancora, di dei retaggi, di delle esperienze che sicuramente sono state importantissime negli anni passati, però devo anche dire che ultimamente stiamo lavorando in maniera decisamente diversa, c'è un'apertura, c'è una disponibilità perlomeno di una parte, ma è già importante perché i cambiamenti difficilmente avvengono in tempi brevissimi e quando avvengono in tempi brevissimi certe volte sono anche pericolosi. Invece c'è un'evoluzione, sicuramente molte persone hanno cominciato a capire che il discorso che si faceva prima, che faceva prima il Presidente, è assolutamente fondamentale, non è solo il ragionamento a breve ma è un ragionamento a medio-lungo. Tenete presente che ci sono dei dati che confermano che anche su eventi particolari come gli alpini, come i festival, penso a Dome Festival, che è un festival che ormai sta assumendo degli aspetti internazionali, ci sono dei dati che danno per certo che almeno il 20-25% delle persone che vengono in occasione di un evento specifico ritornano su quel territorio nell'arco di 5 anni con altre persone, magari con la famiglia, perché chi viene per gli alpini viene miratamente, chi viene per il festival della musica particolare viene per quel festival, però ci sono dei dati che li riportano. Chiaramente la variabile se il 20 e il 25 è data dai servizi o da come uno torna, qual è il feedback che torna a casa nella felicità o nel risultato che ha ottenuto. Quindi dobbiamo continuare in questa strada. I nostri ristoratori ci stanno seguendo, noi stiamo continuando a fare investimenti, gli albergatori hanno capito benissimo, anche se Treviso, quando si parla di alberghi, poi si parla di un raggio diffuso, perché molti alberghi importanti non sono solo nel capoluogo, ma anche nei comuni vicini, penso a Quinto, penso a Villorba, che comunque, e quindi anche lì bisogna fare rete fra i comuni, ragionare unitamente e cercare di offrire al cliente tutte le opportunità e le massime soddisfazioni. Noi facciamo
facciamo il nostro, ma se lavora la rete sicuramente poi tutto il territorio anche economicamente ne godrà in maniera importante. Ecco, 2 parole sull'aeroporto, lei se ne intende per la sua storia naturalmente, ma sì, sicuramente più volte ci si è lamentati di come magari Treviso non riesca ad intercettare una gran parte delle persone che arrivano al Canova dirette ovviamente a Venezia, non riesce ad intercettarle e a trattenerle sul proprio territorio. Che cosa si può fare? Non è semplice, non era semplice nel momento in cui ero presidente dell'aeroporto, perché chiaramente l'attrattività di Venezia era un'attrattività importante. Sicuramente oggi Treviso si offre in una maniera alternativa rispetto a 7-10 anni fa, quando oggettivamente all'estero ma anche nel resto d'Italia non era più vista come la Treviso o era conosciuta solo per 2 o 3 brand importanti. Oggi Treviso sta diventando veramente attrattiva. Purtroppo all'interno dell'ambito aeroportuale noi come amministrazione ormai abbiamo un ruolo estremamente marginale. Le mie discussioni accese che poi hanno portato al mio defenestramento da parte della presidenza dell'aeroporto era proprio perché insistevo affinché ci fosse una governance operativa da parte dell'amministrazione comunale. Non c'è, e questo complica un po' sicuramente le cose. Questo non vuol dire che non si debba cercare di andare avanti in un rapporto con Save, che oggi è la proprietà vera e propria, e che non si debba cercare di risolvere anche alcuni nodi operativi che impediscono o che complicano il rapporto fra l'aeroporto e la città. Penso alla viabilità, che era uno dei punti sicuramente strategici, e ai parcheggi, ma penso anche a un rapporto con Ryanair in primis, ma ci sono anche tantissime altre compagnie low cost. Io non ho mai pensato e non ho mai voluto che Ryanair diventasse un hub di Treviso, proprio per il semplice motivo che quando una compagnia come Ryanair diventa un hub praticamente catalizza e diventa lei la proprietaria del sito, quindi un'apertura a maggior numero di utenti, a maggiori piazze e un certo tipo di investimenti che devono essere fatti magari anche proprio investimenti, intendo, di comunicazione nelle zone di maggior arrivo, in modo di far capire che oltre a Venezia c'è una bellissima città a 20 km che può offrire dei splendidi momenti anche a chi viene a fare delle vacanze a Venezia. Ecco, il nostro tempo a disposizione è praticamente terminato. Volevo concludere però proprio con una battuta velocissima. Capraro, lei è anche vicepresidente regionale della Federalberghi, quindi con le vacanze di Pasqua, con il ponte del 25 aprile, adesso il ponte del 1° maggio, come sta andando l'apertura di questa nuova stagione turistica sul nostro territorio? Brevissimo. Dati importanti, una primavera buona, veramente buona, i ponti che lì dove hanno visto eventi importanti hanno richiamato importanti presenze, le prospettive per l'anno sono assolutamente positive. Non guardiamo quello che abbiamo fatto, guardiamo quello che dovremo fare, ma siamo assolutamente ottimisti. Bene, ringrazio quindi i nostri ospiti per essere stati qui con noi questa sera. Un ringraziamento a Paolo Camolei, assessore allo sviluppo del Comune di Treviso, grazie, e Federico Capraro, vicepresidente della Confcommercio di Treviso. Grazie a voi telespettatori per averci seguito anche questa sera. 20:10, ritorna la prossima settimana. Arrivederci.